benissimo, allora torniamo su questo tema, ascoltiamo la Presidente della Proloco di San Vito, tema appunto fiamme e incendio, purtroppo. Ilenia Gallo, ciao. Buongiorno a tutti. Allora Ilenia, parliamo di quello che è accaduto ieri a San Vito e Lama, ci spieghi precisamente da che ora è iniziato? Allora, il tutto è iniziato intorno alle 13, l'ora di pranzo. Immediatamente ci siamo accorti del problema, che chiaramente, data l'esperienza degli anni passati, abbiamo visto subito che la situazione era abbastanza pericolosa e grave, dato il forte vento che proveniva da tramontana. Insomma, comunque, quando tira questo forte vento noi comunque ci mettiamo in allarme. Abbiamo notato subito le fiamme che erano già vicino alle abitazioni, perché il vento le portava proprio in quella direzione. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto chiaramente è aiutarci l'un l'altro, avvisandoci e facendo uscire le persone con i propri animali per metterli un po' in sicurezza. Dopodiché chiaramente abbiamo chiamato immediatamente gli interventi, ma ci avevano già comunicato che c'era un grosso incendio a Fata Morgana, in zona Lido Silvano. Per cui era problematica la questione. Dopo, ahimè, una buona mezz'ora, 3/4 d'ora è arrivata la prima autobot che naturalmente ha potuto fare quello che poteva fare. Però quali sono le zone maggiormente, Ilenia, quali sono le zone che sono state maggiormente compromesse da questo incendio in zona Lama San Vito? E tu dicevi giustamente poi si sono dovuti anche spostare e dividere i vigili del fuoco, quindi è stato anche, immagino, più complesso e i residenti hanno avuto anche un ruolo più attivo nel cercare di spegnere le fiamme, immagino. Sì, allora le zone, si tratta di tutta una zona chiaramente a verde, che è compresa tra la zona Tre Fontane, via di Zarro e anche via Leionio dall'altra parte, una zona verde che chiaramente negli anni noi abbiamo sempre cercato di proteggere, chiedendo l'aiuto di tutti gli enti coinvolti. Ricordiamo che in quella zona, ahimè, tra Demanio, Marina Militare e Comune di Taranto e privati, perché non ci sono proprio aree pubbliche, ma ci sono privati e il demanio statale, tutta questa area verde è stata compromessa. È una piccola oasi, però ahimè, il fiume Pamunto, tutta quella zona di cui tante volte abbiamo parlato, perché dovrebbe essere maggiormente tutelata, e invece purtroppo non è così. Stavolta a questo si aggiunge il fatto che un incendio l'ha in parte distrutta. Esatto, è proprio quella, la zona Pamunto Sabbione, che circonda tutti e due i quartieri tra Lama e San Vito, ed è bellissima, ma ahimè completamente abbandonata e chiaramente attaccata. Questo è il secondo grosso incendio che capita a distanza di 2 o 3 anni. Altri piccoli interventi altri piccoli incendi ci sono stati, ma i più grossi sono questi. Ilenia, che idea ti sei fatta? Raramente poi viene fuori che questi incendi siano dovuti a cause accidentali. Spesso l'incuria ovviamente dei luoghi contribuisce, ma voi da residenti avete avuto il sentore, io leggevo anche dei tuoi post ieri, che sia partito da un punto in particolare o che qualcuno addirittura ci abbia messo lo zampino? Allora, chiaramente la questione è complessa, però sempre partendo dal presupposto che ci saranno delle indagini su questo. Noi sappiamo e che conosciamo e che periodicamente vediamo, ci portano a capire che non si tratta di autocombustione, o perlomeno da alcune movimentazioni, alcuni punti trovati, almeno a San Vito si comprende meglio da dove sia partito. Che poi sia accidentato o volontario, questo chiaramente non spetta a me deciderlo, ma
tutto fa pensare che sicuramente non sia proprio volontà, non sia proprio accettato. Ovviamente oggi ci sarà la conta dei danni, o già avete un'idea? Non ho capito, scusa. Dicevo, ci sarà la conta dei danni oggi, o già avete un'idea? No, ancora no. Alcune case sono state danneggiate esternamente, tettoie, muri di cinta, locali insomma che sono anche al servizio dei terreni agricoli, per non parlare di tutto il verde che chiaramente è tutto bruciato. Noi siamo alle 8, io sono scesa con la squadra, con l'ultima squadra di pompieri che è riuscita ad arrivare in valle. L'immagine è un devastante, immagino. veramente. Grazie Ilenia Gallo. Ilenia, non abbiamo più tempo, ci torneremo comunque. Ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Buona giornata. Buona giornata Maria.